Associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, 4 arresti, fermati 2 professionisti agrigentini e 2 cittadini senegalesi. In attesa di eventuali e attesi provvedimenti giudiziari, il primo passo contro 2 favaresi che hanno danneggiato la Marna Bianca di Realmonte lo fa la questura. Celebrato l'anniversario, restituita al culto la chiesa madre di Montevago, il sindaco di Santa Margherita protesta travestendosi da fantasma. La battaglia sullo stretto di Messina, interrotto il diritto di continuità territoriale. Chiusura delle scuole, secondo ricorso dei genitori al TAR contro l'ordinanza del sindaco di Agrigento e sottosegretario all'istruzione, attacca il governatore Musumeci. Basket, 11ª vittoria per la Fortitudo, volley, ennesima sconfitta per la SEAP, calcio, l'amministratore delegato dell'Acragas pronto ad assumere anche la presidenza. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'operazione denominata Illegal Stay della Guardia di Finanza di Agrigento. Arrestati 4 presunti affaristi al lavoro per consentire agli immigrati di ottenere falsi permessi di soggiorno. I dettagli nel servizio. False documentazioni contabili e fiscali per permettere di ottenere permessi di soggiorno alla comunità senegalese di Agrigento. La Guardia di Finanza ha arrestato questa mattina all'alba in un'operazione denominata Illegal Stay 4 persone per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione. 3 sono finiti in carcere, si tratta di Nicolo Bancheri, detto Massimo, 55 anni, titolare di uno studio contabile di diversi noti patronati ad Agrigento. Moutaga Tierno Fall, 44 anni, e Papa, detto Papi Ndai, 67 anni, rappresentanti della comunità senegalese agrigentina. Ai domiciliari invece l'imprenditore Salvatore Randisi, 34 anni, di Raffadali. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo, è stata eseguita dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento agli ordini del colonnello Rocco Lopane. Secondo l'accusa, gli stessi si sarebbero associati allo scopo di favorire la permanenza illegale sul territorio nazionale di soggetti extracomunitari richiedenti il permesso di soggiorno, fornendo loro documenti contabili e fiscali, quali bilanci di esercizio, dichiarazioni fiscali, scontrini e fatture per acquisto merce, ideologicamente falsi, attestanti elementi e dati non veritieri, mediante la predisposizione di contratti di locazione o dichiarazioni di ospitalità non rispondenti alla reale situazione alloggiativa dello straniero richiedente. Il tutto, sempre secondo l'accusa, allo scopo di dimostrare artatamente presso gli uffici di pubblica sicurezza il possesso di requisiti della legge sugli stranieri per il conseguimento del permesso di soggiorno. Secondo l'accusa, al vertice dell'organizzazione, in qualità di promotore, ci sarebbe il ragioniere Bancheri. Egli avrebbe predisposto false dichiarazioni fiscali e bilanci d'esercizio delle ditte individuali degli stranieri richiedenti permesso di soggiorno con dati non veritieri, impartendo loro direttive e indicazioni sulle modalità di compilazione postuma delle ricevute e degli scontrini fiscali e delle fatture di acquisto al fine di farli coincidere con i dati relativi ai costi di acquisto e ai ricavi di vendita riportati nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali false. Sempre il Bancheri avrebbe indicato ai cittadini extracomunitari nominativi dei soggetti compiacenti disponibili a rilasciare loro fatture per operazioni inesistenti. All'imprenditore Randisi viene contestato di essersi prestato ad emettere dietro indicazioni del Bancheri fatture false in favore di soggetti stranieri al fine di supportare le voci per costi di acquisto riportate nei bilanci e delle dichiarazioni fiscali presentate a corredo dell'istanza di permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Agli stranieri Fall e Nadi si contesta il ruolo di intermediari tra il ragioniere e gli stranieri della comunità senegalese di Agrigento e provincia, nei confronti dei quali 2 avrebbero veicolato le direttive del professionista. Fall si sarebbe anche offerto di sottoscrivere fittizi contratti di locazione con plurimi soggetti stranieri anche per periodi sovrapposti, al solo scopo di consentire loro di giustificare l'idoneità della situazione alloggiativa quale supporto per il conseguimento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Le indagini sviluppate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Agrigento, in stretta sinergia con l'Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento, si sono avvalse del fondamentale ausilio delle banche dati informatizzate in uso al Corpo della Guardia di Finanza e di articolati servizi tecnici di informazione. Sono 36 le stanze esaminate e ritenute sospette. Nel corso dell'operazione denominata Illegal Stay sono state eseguite diverse perquisizioni nelle abitazioni e studi di consulenza e acquisita documentazione ritenuta utile alle indagini. Altri 4 gli avvisi di garanzia che sono stati notificati a persone attualmente a piede libero. In attesa di eventuali e attesi provvedimenti giudiziari, a fare la prima mossa è la Questura di Agrigento con il suo massimo esponente Rosa Maria Eraci, che ha fatto notificare agli scempiatori della Scala dei Turchi Domenico 40, 49 anni e Francesco Geraci 47 anni 2 avvisi orali ciascuno, molto articolati. Il primo, oltre a mettere in evidenza il grado di pericolosità sociale dei 2 uomini indagati per danneggiamento di beni avente valore paesaggistico, viene fatto divieto a entrambi per recarsi in tutto il territorio di Realmonte, questo per 3 anni. Nel secondo avviso invece si obbliga i 2 favaresi a non detenere armi giocattolo, radio ricetrasmittenti, sostanze chimiche, auto blindate, forbici, sacchetti di plastica, guanti. È un provvedimento adottato con celerità dal questore Eraci per contenere l'attività sinora seriali, soprattutto di Domenico 40 e del suo complice che normalmente vende uova come ambulante a Favara. Anniversario del terremoto del Belice, restituita al culto l'antica chiesa madre di Montevago, celebrata una messa dall'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano per le vittime del terremoto del 68, presenti le autorità civili, politiche e militari. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si sono concluse le manifestazioni relative alla celebrazione del 54esimo anniversario del sisma del Belice, organizzate dall'amministrazione comunale di Montevago, diversi momenti che hanno caratterizzato la 2 giorni, il via con l'inaugurazione della mostra Salvati e Ritrovati in collaborazione con l'Arcidiocesi di Agrigento, con in mostra i reperti e gli oggetti sacri rinvenuti durante il restauro, quindi in serata la deposizione di una corona in memoria delle vittime davanti al monumento dei caduti. A concludere la celebrazione della Santa Messa nella rinata cattedrale di Montevago, dove sono state ricordate le vittime del terremoto che devastò il paese tra il 14 e il 15 gennaio del 1968, alla presenza delle autorità. La messa è stata celebrata da Monsignor Damiano, arcivescovo, che ha anche affermato come la riconsegna della cattedrale ridà vita al territorio. Questo è un momento in cui celebriamo la rinascita di un luogo che dopo 54 anni viene restituito alla comunità per essere ricordato, apprezzato e soprattutto vissuto. E questo è l'augurio più bello che posso fare alla mia comunità ed è una conclusione di 4 anni di lavori incessanti, di strategie messe in campo per poter arrivare alla conclusione, e oggi questo si è completato. Il Duomo viene inaugurato con una celebrazione eucaristica, con un momento di musica, ma soprattutto oggi la comunità di Montevago e la comunità del Belice si riappropria di un importante luogo della memoria. È fondamentale perché senza memoria non si va da nessuna parte. Se non fondiamo il nostro futuro sul passato, difficilmente viviamo il presente e difficilmente possiamo programmare un futuro, quindi credo che sia fondamentale. Oggi qui a Montevago, nella Valle del Belice, una riconsegna importante, simbolicamente importante, la riconsegna della chiesa madre, una chiesa grande per questo territorio, frutto dell'impegno di una famiglia nobiliare, quindi poi del cardinale che ne seguì, ma quello che conta è che dai ruderi, dalla distruzione, si possa ricostituire una chiesa viva. Qui stamane si è tornato a far riecheggiare la parola della scrittura, la parola di Dio, a spezzare l'Eucaristia,
e i tanti montevaghesi che hanno partecipato, così come ci è consentito in questo tempo, a questa celebrazione hanno ridato vita e anima a delle pietre, mettendo insieme quindi il tempio per il culto insieme a quella chiesa fatta di pietre vive che sono le persone. E fare memoria non significa solo richiamare quasi nostalgici ricordi. Anch'io ho il ricordo della scossa notturna, quella delle 2:33, figuriamoci loro che erano proprio qui sul posto. Si tratta anche di ricordarci l'importanza di fare opere buone, dove opere buone non è un consiglio da dare ai bambini, ma è un impegno da adulti, perché le opere buone poi si concretizzano in scelte di giustizia, in scelte di legalità e in progettualità. Qui si è fatto un bel lavoro, posso dire, per quello che vedo nei risultati, non so l'iter, ma ripeto, un lavoro che permette a queste persone, che a volte si parla di tante cose e si perdono di vista le persone, e questa riconsegna per queste persone è una riconsegna di vita. Loro qui, molti di loro qui sono stati battezzati, hanno celebrato il loro matrimonio, hanno partecipato al funerale dei propri cari e per questo dico, teniamo al centro sempre le persone e il loro ricordo, la loro memoria, senza perdere di vista quella giustizia animata dalla carità che poi si manifesta in scelte concrete. Io credo che sia stato uno spartiacque, c'è stato un prima e c'è stato un dopo molto molto difficile, perché ricordiamo anche quante situazioni di criticità si sono realizzate in quell'evento, quando forse neanche il Paese era ancora in grado di affrontare queste emergenze. Però la cosa positiva è che nel tempo ci sono stati tanti esempi di lavoro e di ricostruzione che hanno fatto rinascere questo territorio. È chiaro che è un evento che ricordiamo forse più per gli aspetti negativi, però io credo che bisogna invece guardare a una ricostruzione che è vero che è stata tentata, è stata lunga, è stata complessa, però oggi questo viene visto e anche, come dire, visitato da centinaia, migliaia di turisti come un luogo da dove sono emerse veramente delle bellezze archeologiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche bellissime, cose veramente di grande rilievo. La memoria fa parte della nostra storia e noi siamo qui proprio per ricordare, a fianco dei cittadini di Montevago, che in quei tristi momenti siamo stati presenti, come continuiamo ad esserlo in queste ore, in questi giorni, e come continueremo ad esserlo anche in futuro. Siamo parte della cittadinanza con la nostra stazione e siamo proprio a protezione del bene più importante che abbiamo, cioè la nostra vita. È una pagina di storia che ha segnato la nostra terra. Oggi essere qui ha un significato nel segno della memoria, nel segno dell'attenzione, del recupero, di una comunità che è riuscita ad andare avanti e che porta ancora i segni di un evento che l'ha toccata profondamente. Santa Margherita Belice, il sindaco Franco Valenti si traveste da fantasma, una singolare protesta contro lo Stato che non ha mantenuto i suoi impegni a 54 anni dal terremoto del Belice. Vediamo. Oggi ho deciso di travestirmi da fantasma per fare questo video. In questa Italia dove se non si è al di sopra delle righe non ti si fila nessuno, in questa Italia dove la serietà e la compostezza non ha voce, in questa Italia dove la politica è rappresentazione e la parola slogan, ho deciso
di essere un fantasma, di essere il fantasma di un sindaco di una città che per lo Stato italiano non esiste. Oggi siamo al 54esimo anniversario del terremoto che portò morte e distruzione a Santa Margherita e nella valle del Belice. Oggi, dopo 54 anni, siamo qui per dire che quella ferita è una ferita ancora aperta. Io sono il sindaco di Santa Margherita, una città di 6.000 abitanti distrutta dal terremoto, una città che dopo 54 anni ha ancora 84 prime unità immobiliari da ricostruire e un intero quartiere senza opere di urbanizzazione primaria. Tutto ciò è scandaloso. E allora io in questi anni ho fatto tutto il possibile per riaccendere i riflettori sul Belice, per riscriverne la vera storia. Ho dormito nella tenda, ho organizzato un consiglio comunale in piazza Montecitorio e oggi sono qui, travestito da fantasma, nella speranza che questo fantasma possa arrivare al cuore e alle coscienze di chi ancora si attarda a dare risposte esaustive e definitive a questa laboriosa gente, a questa gente che ha conosciuto per tanti anni la tendopoli e la baraccopoli, che ha respirato e continua a respirare le polveri di amianto regalategli dallo Stato. Questa gente che si è rimboccata le maniche per creare un futuro a se stesse, ai propri figlioli. Ebbene, è giunto il momento che questo Stato onori il proprio debito. Questo Stato che ha anche lucrato sul terremoto. Basta guardare i dati attualizzati al 2016 per apprendere che con l'accise sulla benzina, l'accise sul Belice, lo Stato fino al 2016 ha incamerato qualcosa come 24,6 miliardi di euro. Per il Belice ne ha spesi 9,1. È giusto che si sappia che la prima legge per la ricostruzione della valle del Belice del 1976, 8 anni dopo il terremoto. E chi ha costruito dal 1976 al 1987, ben che vada, ha messo il 40% di risorse proprie. E che solo dopo il 1987 la valle del Belice ha avuto una legge che ha equiparato i terremotati del Belice ai terremotati più fortunati del resto d'Italia. Basta guardare i numeri, non lo dice il sindaco di Santa Margherita, lo dicono i numeri della Camera dei Deputati, che un senzatetto del Belice per lo Stato vale un quinto di un senzatetto della Lombardia e dell'Emilia Romagna, un terzo di quello del Friuli. Questo dicono i dati, altro che sprechi. E allora pensate, era il 1968, il Presidente della Repubblica era Saragat, il Papa era Papa Montini, per i giovani parliamo di preistoria. Ebbene, il tempo si è fermato lì, Ancora oggi siamo costretti a parlare di terremoto, ancora oggi siamo costretti a parlare di diritti negati. È veramente ingiusto. Cari politici che ci rappresentate, e vedete qui lo rassegno con molta tranquillità, io non faccio polemica, io non faccio gli interessi di nessun partito, io faccio solo gli interessi di una comunità e dei miei cittadini. E allora questo è il momento di chiudere questa triste pagina
Questo è il momento di onorare i vostri debiti, cari deputati nazionali e cari deputati del Mezzogiorno che oggi veramente mal ci rappresentate. È giunto il momento di dire basta, è giunto il momento di onorare gli impegni. Due uomini rispettivamente di 47 e 59 anni ragusani, di cui ancora non sono state rese note le generalità, sono deceduti a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla A2 autostrada del Mediterraneo. I due erano a bordo di un autocarro che per causa in corso di accertamento ha sfondato il guardrail ed è precipitato in un dirupo per circa 70 metri di altezza. Il mezzo al seguito della caduta ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto. Si fa luce sul femminicidio di una ragazza mai ritrovata. Agata Scuto, disabile di 22 anni, sparì nel nulla il 4 giugno del 2012 ad Acireale. 10 anni dopo, per omicidio aggravato e occultamento di cadavere, è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Catania Rosario Palermo, ex convivente della madre della ragazza. L'indagine ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo in ragione sia del rapporto che aveva instaurato nell'ultimo periodo con la ragazza, che non riusciva mai di casa da sola né intratteneva rapporti con altre persone, sia delle falsità delle notizie fornite agli inquirenti dall'uomo a proposito dei suoi spostamenti il giorno della scomparsa di Agata. In particolare l'indagato avrebbe cercato di inquinare le prove anche ottenendo da conoscenti la conferma del suo falso alibi. Intercettato in auto mentre parlava da solo, l'uomo avrebbe espresso il timore che il corpo della ragazza, che era stata strangolata e bruciata, potesse essere ritrovato. Fin dall'inizio la madre di Agata aveva il sospetto che la figlia disabile avesse intrattenuto con il patrigno una relazione e che potesse essere rimasta incinta. Inizialmente la madre raccontò di averla lasciata a casa da sola e di essere andata con l'altro figlio, Christian, dalla nonna, ma al suo ritorno disse di non averla più trovata. Così il fratello di Agata qualche giorno dopo denunciò la scomparsa della sorella ai carabinieri. Lo strano dettaglio in mano ai carabinieri fu quello che la famiglia ritirò la denuncia fatta poco prima. A deciderlo fu la mamma di Agata su suggerimento del compagno, che raccontava di aver visto più volte la giovane in compagnia di un fidanzato biondo, prima in motorino e poi in macchina. Una versione che ha fatto scattare le indagini dei militari dell'Arma, anche perché la vittima era una ragazza fragile che a causa della sua disabilità cognitiva e fisica percepiva anche una pensione. Dal momento della sua scomparsa non risultano però suoi prelievi di denaro, mentre il sussidio è stato ritirato dai suoi familiari. Nel corso dell'indagine è stato sequestrato un pezzo di metallo sporco di sangue sul quale potrebbe essere stato isolato il DNA dell'assassino. Nella notte i carabinieri della compagnia di Acireale, su delega della Procura distrettuale di Catania, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato ritenuto responsabile dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere mai ritrovato della 22enne Scuto Agata, scomparsa da Acireale nel giugno 2012. L'indagine, iniziata nel settembre 2020 e condotta attraverso attività tecniche, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, all'epoca convivente della madre della vittima, sia in ragione del particolare rapporto instaurato con Agata, sia per il suo tentativo di inquinamento delle prove, fornendo anche un falso alibi circa i propri spostamenti nel giorno della scomparsa della ragazza. Chiusura delle scuole. Il sottosegretario all'istruzione Barbara Floridia contro l'ordinanza del presidente Nello Musumeci. I genitori presentano nuovo ricorso al TAR contro l'ordinanza di chiusura delle scuole del sindaco di Agrigento Franco Miccichè. C'è il servizio. Mentre ad Agrigento e Messina scoppia la guerra dei ricorsi sull'apertura delle scuole, il sottosegretario all'istruzione Barbara Floridia va all'attacco del presidente della regione Nello Musumeci. Nessuno, dice, continui a privare del diritto allo studio i più piccoli, i nostri giovani, tenendo le scuole chiuse mentre tutto il resto è aperto. In Sicilia un'ordinanza di Musumeci ha creato lo scompiglio da troppi giorni, c'è confusione. Questa ordinanza, malamente interpretata, viene utilizzata per chiudere le scuole in zona rossa o arancione indiscriminatamente. L'ordinanza
L'ordinanza in questione apre alla possibilità per i sindaci di chiudere le scuole se i contagi impongono regole più stringenti del giallo. Basta, scrive Floridia su Facebook, abbiate la forza di fare la cosa più giusta, non più facile, non più popolare, ma più giusta. Ad Agrigento, ad esempio, è scattato il secondo ricorso dei genitori sull'ordinanza del sindaco Franco Miccichè, che ha chiuso le scuole fino al 24 gennaio per rischio contagi. Già giovedì il comitato dei genitori avevano depositato un primo ricorso al TAR, dopo una prima ordinanza di Miccichè sulla chiusura delle scuole, partita insieme con quella di altri 160 sindaci siciliani, e il TAR venerdì ha sospeso l'ordinanza. Intanto però ad Agrigento è scattata la zona arancione e il sindaco ha firmato una nuova ordinanza di chiusura. Adesso è stato notificato il secondo ricorso al TAR di Palermo per chiedere la sospensione e l'annullamento dell'ordinanza in questione. Il ricorso ritiene illegittimo il provvedimento perché è in contrasto con la norma nazionale prevalente che in zona arancione non consente il ricorso alla didattica digitale integrata. Nel rispetto delle norme per la prevenzione al contagio da Covid-19, il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha disposto la sospensione in via temporanea e precauzionale di tutti i mercati settimanali fino al 26 gennaio, ad eccezione dei mercati per la vendita di prodotti alimentari. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, si è accampato da ieri sul molo dove arrivano i traghetti che navigano sullo stretto, collegando la Sicilia con la Calabria, una tenda nel piazzale della Rada San Francesco per protestare contro l'obbligo di Green Pass rafforzato per chi attraversa lo stretto. Ha anche firmato le dimissioni da sindaco della città dello stretto. Adesso iniziano i 20 giorni di tempo previsti dalla legge per arrivare alla decadenza definitiva che è fissata per il 6 febbraio. Ed arriva anche l'appello del presidente della regione siciliana Nello Musumeci al governo nazionale affinché si sospenda l'iniquo trattamento riservato ai passeggeri non vaccinati sullo stretto di Messina. Attese 24 ore, Musumeci preannuncia provvedimenti straordinari. Il governatore ha scritto una lunga lettera al ministro della salute Roberto Speranza. Ci sono i servizi. Siamo di fronte a un sequestro di Stato a tutti gli effetti, ne assumo la responsabilità di quello che dico, abbiamo decine di casi che sono proprio l'emblema di come certe normative vengono fatte calpestando le nostre prerogative e non tenendo conto e non dando neanche il tempo di adeguarsi. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, occupa in maniera simbolica lo stretto. Il primo cittadino è tornato alla Rada San Francesco, nell'area riservata agli imbarcaderi privati, per rivendicare il principio della continuità territoriale, violata dall'ultimo decreto del governo Draghi, che impedisce di fatto l'attraversamento dello stretto a chi è sprovvisto di Super Green Pass. Il sindaco messinese ha inviato una nota agli organi competenti chiedendo una fase transitoria di 30-40 giorni in modo da dare a tutti la possibilità di adeguarsi, ma ad oggi non è arrivata alcuna risposta. In attesa di un intervento del governo, De Luca stazionerà gli imbarcaderi e sarà disposto anche a dormire in un sacco a pelo. Posso anche capire la forma di ricatto, ci può stare. Io sono per il Green Pass, sono per il Green Pass, sono per il vaccino, ho fatto la terza dose, nonostante ho sempre lamentato l'assenza dello Stato sul fronte di una legge chiara e soprattutto fatta già un anno fa. Non mi piacciono le mezze misure e soprattutto le modalità subdole per raggiungere un risultato. In questa strategia di non assumersi la responsabilità e quindi di svolgere il vero ruolo di uno Stato e quindi di fronte al proprio popolo di assumersi la responsabilità di un obbligo vaccinale, è da un anno che continuiamo a giocare, a spendere soldi, non sappiamo quanto ci è costato finora tutto questo scherzo, e soprattutto per quanto riguarda la Sicilia ci troviamo con il principio di continuità territoriale buttata nel cesso, e lo dico senza mezzi termini. E la cosa che più mi fa specie in tutta questa storia è che nessuno parla, cioè che oggi ci troviamo sequestrati persone che sono in Sicilia e sono entrati in vigenza della precedente normativa, o ci ritroviamo siciliani che sono usciti dalla Sicilia per motivi di lavoro, per motivi di salute prima della precedente normativa e ora non possono rientrare. Il caso di Fabio Messina è esemplare, e che bisogna rivolgersi a un giudice semplicemente per far rispettare
un principio di buonsenso, perché poi di questo si tratta. Se tu mi chiedi di vaccinarmi per attraversare lo stretto di Messina, va bene. Se mi chiedi Super Green Pass, va bene, dammi il tempo di farlo. Un ultimo appello del presidente della regione siciliana Nello Musumeci al governo nazionale affinché si sospenda l'iniquo trattamento riservato ai passeggeri non vaccinati sullo stretto di Messina. Musumeci preannuncia provvedimenti straordinari a tutela proprio della sua regione. Lo scrive il governatore in una lunga e articolata lettera al ministro della salute Roberto Speranza. Signor ministro, così comincia il governatore. Mi rivolgo alla sua attenzione a proposito della recente entrata in vigore delle modifiche in materia di obbligo di Green Pass rafforzato e attraversamento dello stretto di Messina. La situazione sociale che sta venendo a crearsi sulle rive dello stretto in virtù della netta preclusione all'attraversamento a danno dei non vaccinati, sia presso la sponda siciliana che presso quella calabrese, si sta preoccupantemente acuendo, avendo fondata ragione di ritenere coloro che sono sprovvisti, per le più disparate ragioni, del cosiddetto Green Pass rafforzato, di essere stati sequestrati nel territorio della regione siciliana e di non poter raggiungere il resto del territorio nazionale nemmeno per comprovate ragioni di urgenza, ad esempio collegate a motivi di salute e di accesso alle cure. A ulteriore conferma di quanto sopra, dice ancora Musumeci, le segnalo che il Tribunale Civile di Reggio Calabria, con decreto motivato del 14 gennaio 2022, ha ordinato l'imbarco immediato di un cittadino siciliano sul traghetto per Messina a bordo della propria autovettura, previa esibizione dell'esito di un test antigenico attestante la sua attuale negatività al virus, con espressa esenzione dall'esibizione della certificazione verde, ma con obbligo di tenere indosso per tutta la durata della traversata sin dal momento dell'imbarco e fino al compiuto sbarco una mascherina del tipo FFP2. Si tratta evidentemente del preludio di numerosi ricorsi giurisdizionali che vedranno certamente e ripetutamente recessiva l'applicazione della disposizione governativa. Da qui l'appello. Stando così le cose, ribadisce Musumeci, mi permetto di proporle l'adozione di una ordinanza che possa reintrodurre nelle more della conversione del decreto legge 229 del 2021 o comunque dell'adozione di altro genere di misura più stabile il diritto di attraversamento dello stretto di Messina anche mediante la semplice esibizione del referto negativo di un test antigenico molecolare. Si tratta, ribadisco, di una misura di assoluta equità e di giustizia volta a scongiurare la conclamata e già in atto lesione del principio di continuità territoriale tra il territorio della regione siciliana e quello del resto dello Stato italiano. Per la lealtà e la correttezza che hanno da sempre contraddistinto i rapporti istituzionali con lei intrattenuti, desidero precisare che, decorse altre 24 ore, preso atto del reiterato e ingiustificabile insuccesso delle richieste rivolte al governo centrale, sarò costretto a valutare l'adozione diretta di provvedimenti straordinari a tutela della mia regione. La Digos di Palermo ha arrestato un'infermiera del lab vaccinale Fiera del Mediterraneo per falso ideologico e peculato. Durante un turno di servizio avrebbe finto di somministrare il vaccino anti-Covid a 2 coniugi Novax. Nelle scorse settimane era finita ai domiciliari un'altra infermiera con le stesse accuse. La donna, che è stata posta ai domiciliari, si chiama Giorgia Camarda, ha 58 anni e lavora come infermiera anche nel reparto malattie infettive dell'ospedale civico di Palermo. Secondo gli investigatori, oltre a fingere di vaccinare la coppia Novax, ora indagata per concorso in falso e peculato, avrebbe finto di aver ricevuto la dose booster del vaccino grazie alla complicità della collega fermata a dicembre, Anna Maria Lobrano. La Lobrano, in cambio di denaro, secondo gli investigatori, avrebbe finto di vaccinare 11 persone, tra le quali un noto leader del movimento Novax che ora si trova in carcere. Secondo le indagini, il sistema usato dalla Camarda era lo stesso della collega: versare la dose vaccinale in un quadrato di garza e fare la finta iniezione. La Digos continua a indagare per accertare se ci siano stati altri episodi analoghi.
Ad Agrigento ancora scritte Novax sono apparse anche al villaggio Mosè al Palacombrezzi, adibito a centro vaccinale, su di un muretto dove con la consueta vernice rossa la propaganda Novax ha scritto: i vaccini uccidono, giù le mani dai bambini. In precedenza altre scritte dello stesso genere e modalità, tanto che si ipotizza che sia una sola mano ad agire. Sono apparse in via Quartararo innanzi all'università, poi alle scuole Anna Franca, all'asilo Collodi e in piazzale Giglia a San Leone. Rilievi e indagini ad opera dei carabinieri. E ci spostiamo a Raffadali per la campagna di vaccinazione anti-Covid. Arturo Cantella. Riscontro positivo ottenuto a Raffadali per le giornate dedicate ai vaccini, una 3 giorni che si è svolta al palazzetto con oltre 750 dosi effettuate, non solo le terze ma anche c'è chi ha fatto la sua prima somministrazione, come ci ha dichiarato il primo cittadino Cuffaro. Abbiamo avuto un riscontro positivissimo, oltre 750 vaccini fatti in 2 giorni. Penso che sia un risultato ottimo, quindi molte persone anziane che hanno evitato di recarsi ad Agrigento per farsi il vaccino, è stato uno stimolo che abbiamo, è un'opportunità che abbiamo voluto dare a tutti i cittadini di Raffadali per farsi la terza dose di vaccino, ma molti li abbiamo anche convinti a vaccinarsi per la prima volta. Oltre 20 nostri concittadini che non si erano mai vaccinati hanno deciso di fare questo passo. Ma vediamo come sta andando l'evolversi della curva epidemiologica a Raffadali. Non riusciamo più a controllarla, devo dire. Io ho i dati sia dell'ASPI sia dei laboratori che delle farmacie e riesco ad avere un quadro, non è proprio al 100% sicuro sui numeri, però l'importante comunque che mi rassicura è il fatto che nessuno ha ricorrere a cure ospedaliere, quindi gran parte sono asintomatici, altri non stanno particolarmente male, hanno solo un raffreddore, un po' di tosse e nient'altro. Ma quali le novità in merito alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie? Ma io ho le mie convinzioni, il governo nazionale ha convinzioni diverse, abbiamo fatto un braccio diverso, un braccio di ferro, oggi abbiamo i tribunali amministrativi che hanno preso delle posizioni, quindi non possiamo fare altro che dire, come ho detto l'altro giorno nel mio bollettino, obbedisco. Non sono convinto che le scuole siano sicure, l'unica cosa che mi dà tranquillità è che il virus non è particolarmente aggressivo, già altri paesi europei hanno deciso liberi tutti, anche coloro che sono positivi a Covid, di fare una vita normale con le mascherine. Io penso che si arriverà anche nel nostro paese, in Italia, a breve a questa decisione. Se sono queste le linee che dicono di portare avanti i virologi e gli esperti, che andiamo avanti in questo modo. Speriamo che il Signore ci aiuti. Adesso la pubblicità, tra poco vi aspetto. Tragedia sfiorata ad Agrigento, un ciclista 45enne è stato investito in via Luca Crescente da una vettura, una Fiat 500, e l'automobilista invece di fermarsi è fuggito. Sul posto sono giunti subito gli agenti della sezione infortunistica stradale della Polizia Municipale. Il ciclista è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, ha rimediato una ferita alla testa e un trauma cranico, non è in pericolo di vita. I vigili si sono messi alla ricerca del pirata della strada e dopo qualche ora sono riusciti a rintrecciare sia l'autovettura che il conducente, un pensionato 75enne di Agrigento. L'anziano è stato denunciato, adesso dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di omissione di soccorso e fuga in seguito ad incidente stradale. Tenta la rapina in una farmacia, armato di un coltello, di una bottiglia rotta. Poi mette a segno una rapina ai danni di un negozio di occhiali di Favara, fuggendo con un bottino di circa 1.000 euro. Dopo un'indagine lampo, i carabinieri della locale tenenza, guidati dal tenente Fabio Armetta, hanno tratto in arresto LC,
Queste le iniziali del 38enne pregiudicato del luogo, percettore del reddito di cittadinanza. I carabinieri, dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza prima della farmacia e poi dell'ottica, si sono messi sulle tracce del 38enne. A seguito di perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato all'interno dell'abitazione dei vestiti che coincidevano a quelli utilizzati nelle rapine, alcuni dei quali occultati in uno zaino. A nulla sono valsi i tentativi di spiegazione e giustificazione. L'indagato ha riferito anche in sede di udienza di convalida dell'arresto che quei vestiti avrebbe dovuto portarli alla madre affinché li lavasse in lavatrice, circostanza ritenuta non credibile da PM e GIP, visto che nello zaino c'erano anche le scarpe e il giubbotto. Il GIP del Tribunale di Agrigento ha disposto per il favarese la misura cautelare in carcere, poiché ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata e tentata rapina. Lo stesso nei giorni scorsi era stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti, poiché sorpreso con 31 grammi di hashish già suddivisa in dose e un bilancino di precisione. I carabinieri della stazione di Villa Sete, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Agrigento, hanno arrestato Ivan Daniele Losi, 41 anni, per il reato di evasione. L'uomo era in regime di arresti domiciliari quando i militari dell'Arma lo hanno sorpreso fuori l'abitazione a passeggiare. I carabinieri erano impegnati in un servizio volto alla verifica del rispetto delle prescrizioni di persone sottoposte a misura cautelare, da qui l'arresto. Inaugurato a Fontanelle, quartiere di Agrigento, il murales Paesaggio Infinito. L'opera è stata realizzata dai bambini del quartiere e dai docenti dell'Accademia di Belle Arti. Il servizio di Eugenio Cairone. Un vecchio muro di Fontanelle trasformato in opera d'arte. Un lavoro fatto con passione e professionalità nell'ambito del laboratorio Ceramicando, che ha visto la scuola di Fontanelle, diretta da Alfio Russo, scendere in campo accanto alle famiglie e in collaborazione con il comitato Fontanelle Insieme. Una sinergia che sta cominciando a dare i frutti sperati per far cambiare volto al quartiere, recuperando la dignità che qui si rischia di perdere per l'abbandono da parte della politica. C'è da dire che le amministrazioni comunali hanno sempre avuto uno scarso interesse verso Fontanelle. Il murales intanto riqualifica la centralissima via Alessio Di Giovanni grazie al lavoro di Dario Lamendola e Alfonso Rizzo, docenti dell'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento. Adesso tutti sono chiamati a salvaguardare l'opera nata accanto al Parco Giochi L'Isola dell'Allegria in fase di allestimento. L'area verrà a quanto pare videosorvegliata al fine di metterla a riparo da eventuali azioni di vandalismo. Alfonso e Dario, gli autori di questo murales in via Alessio Di Giovanni. Esatto, sì, il murales riflette il paesaggio circostante, un paesaggio mediterraneo. Ovviamente l'autore ideale e materiale è il mio collega Alfonso Rizzo, docente all'Accademia. Io ho contribuito dalla parte più che altro concettuale, cioè volendo dare colore a un progetto di riqualificazione del quartiere di Fontanelle. Bene, Alfonso, allora ci siamo. Sì, finalmente ci siamo. Dopo tanto sacrificio, l'obiettivo principalmente di questo progetto era riuscire a dare vita e colore diciamo, a questo quartiere, oltre ovviamente a coinvolgere i bambini. Ci siamo riusciti perché, come ben vediamo, Fontanelle con questi palazzi un po' diciamo si è coperta, si è perso il paesaggio diciamo siciliano, il colore. La bellezza di questo progetto, che fortunatamente oltre a coinvolgere i bambini siamo riusciti a coinvolgere anche molte persone del quartiere, perché dopo mesi di lavoro ovviamente si è creato anche un bel rapporto con gli abitanti di questo quartiere. Diciamo che siamo molto soddisfatti. Vedo che anche i bambini sono molto contenti perché veramente siamo riusciti a dare vita a un pochettino, spero che questo sia l'inizio, un po' di vita a questo quartiere. Preside, scuola di Fontanelle, connubio con il quartiere. Sì, la scuola ormai da anni è impegnata insieme al comitato di quartiere
per attività che servono sia ai nostri studenti ma anche a tutte le famiglie della comunità di Fontanelle. Quello di oggi è l'esempio di una collaborazione fattiva all'interno di un progetto più ampio che ha visto diversi interventi anche di riqualificazione urbana del quartiere, e oggi sono contento che riusciamo anche a dare la luce a questo tipo di attività che viene ad abbellire ed arricchire il quartiere. Una bella pagina oggi per il nostro quartiere, perché attraverso il Fontanelle Lab, un progetto promosso dalla scuola con il coinvolgimento di preziose associazioni e realtà territoriali, valorizza un muro spento e anonimo. Questo è stato possibile grazie al laboratorio di ceramica, e di questo ringraziamo i professori Alfonso Rizzo e Dario Lamendola, che grazie anche alla collaborazione di bambini, ragazzi, famiglie, sono riusciti a rendere qualcosa di meraviglioso che diventa arte e diventa bellezza. A loro sicuramente va anche il nostro grazie, con un messaggio che è stato fatto tutto questo stimolando la formazione, la cultura, l'interesse e l'impegno per il bene comune. Continua il corso di avviamento alla professione organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con l'obiettivo di fornire ai giovani architetti gli elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio della professione, la 6ª lezione sul tema delle pratiche catastali. Vediamo. L'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento, congiuntamente con la Fondazione Architetti nel Mediterraneo, hanno organizzato un corso di avviamento alla professione rivolto ai giovani professionisti che sono iscritti all'Ordine da meno di 5 anni. Il corso ha già avuto inizio nel mese di dicembre scorso e oggi si terrà la 6ª lezione. Io nello specifico, nella qualità di formatore, mi occuperò di pratiche catastali e tratterò il modulo pratiche DOCFA. Il mio modulo si prefigge quindi lo scopo e l'obiettivo di consentire al giovane professionista di acquisire tutte quelle nozioni basilari per poter redigere una denuncia DOCFA, senza comunque tralasciare un'opportuna conoscenza dell'evoluzione del catasto fabbricati. Infatti il mio modulo sarà suddiviso in 2 momenti specifici. Una prima parte del modulo trasmetterò e proietterò delle slide dove parlerò della storia del catasto e quindi della sua evoluzione fino ai giorni nostri. La seconda parte del modulo invece proietterò ai colleghi e farò quindi in diretta una pratica DOCFA spiegando passo per passo tutte le procedure che devono essere eseguite e le modalità di compilazione dello stesso software al fine di poter redigere un documento finale pronto per poter essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate e di conseguenza all'Ufficio del Catasto. Oggi parleremo di catasto. Ringrazio l'Ordine degli Architetti per l'invito. La giornata di oggi sarà dedicata interamente a quelle che sono le prassi catastali e le procedure catastali. Parleremo di istanze, le procedure, le modalità di come presentarle, la compilazione. Parleremo di DOCFA, parleremo di pregeo, parleremo del nuovo programma delle volture telematiche, il programma il 2.0, che oggi è possibile presentare tramite la piattaforma Sister, e quindi ormai digitalmente e online è possibile inviare queste pratiche. Nella prima parte illustreremo un po' quello che è la fase del pregeo, come si inizia, dai rilievi, dalle fasi preliminari, dopodiché faremo la compilazione e chiaramente poi il file verrà esportato e pronto per inviarlo all'agenzia. Successivamente parleremo anche di DOCFA, quello che sarà la compilazione del programma, come si utilizza, quali sono le procedure, i dati da inserire, e poi chiaramente il file che verrà sviluppato sotto forma di PDF, così poi è possibile firmarlo digitalmente e inviarlo al catasto tramite sempre piattaforma Sister.
Io vi ringrazio per l'invito, ringrazio l'Ordine, il Presidente Rino Lamendola. Messina ricorda i 4 marinai che 15 anni fa hanno perso la vita nell'incidente del Segesta Jet. L'aliscafo è entrato in collisione con una nave portacontainer nelle acque dello stretto il 15 gennaio 2007. Vediamo. Messina ricorda le vittime dell'incidente del Segesta, l'aliscafo speronato da una nave portacontainer la sera del 10 gennaio 2007. L'aliscafo, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, stava rientrando nel porto storico di Reggio Calabria, con oltre 150 passeggeri a bordo. Alle 17:54, la collisione che provocò 4 vittime e decine di feriti. A perdere la vita i membri dell'equipaggio Sebastiano Mafodda, Marcello Sposato, Domenico Zona e Palmiro Lauro. È il giorno in cui bisogna ricordare le tante vittime sul lavoro. In un'area particolarmente complessa come lo Stretto di Messina assume una valenza diversa. Sono cambiate tante cose da quel 15 gennaio del 2007. Sono cambiate sicuramente in meglio da un punto di vista di regole nella navigazione, perché furono introdotte poi alcuni vincoli che sicuramente erano finalizzati ad avere una maggiore sicurezza, però ancora oggi le battaglie per le tutele del lavoro e la tutela della sicurezza in quel tipo di servizio, in questo tratto di mare molto complesso, continuano. Ancora oggi la UIL e la CGIL hanno in atto un'avvertenza proprio sul personale che oggi opera in quel servizio, che è il personale di Blue Jet, per le tutele contrattuali, ma non solo. Abbiamo attivato anche di recente interventi a tutela della sicurezza dei lavoratori e anche dei passeggeri. Alcuni mezzi di Blue Jet sono stati fermati per manutenzioni straordinarie a seguito di segnalazioni fatte dal sindacato. È ancora una ferita aperta, perché certamente viviamo e ricordiamo i 4 lavoratori morti in quell'occasione, ma è una ferita aperta perché ci sono ancora tanti interventi da fare. Anche recentemente è di questi giorni il nuovo bando che è stato emesso dal Ministero per la tratta su Reggio Calabria nei mezzi veloci. In questo senso si apre al mercato nuovamente, quindi si apre nuovamente verso vettori privati. Dobbiamo in questo caso essere maggiormente vigili sia alle tutele occupazionali ma anche alla sicurezza, che è la madre di tutti i problemi. Sulla sicurezza non si fa mai abbastanza, però certamente in questa tratta di mare dello Stretto la sicurezza è la priorità. Tristemente ce lo ricordano gli anniversari come oggi. La qualità dei mezzi in particolare in questo tratto di mare è importante. Bisogna tenere sempre i riflettori accesi su questo versante. Il sindacato, oltre quelle che ricordava le vertenze contrattuali dei lavoratori e i diritti dei lavoratori, che a volte si sposano intimamente con problematiche legate alla sicurezza, si occupa anche di assicurare la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza, giusto per evitare di commemorare altre vittime e prevenire invece che curare. L'associazione Onlus a Cuore Aperto ha donato un defibrillatore portatile alla sezione Avis di Santa Margherita Belice, che ne aveva fatto richiesta. Arturo Cantella. L'associazione Onlus a Cuore Aperto ha donato un defibrillatore portatile alla sezione Avis di Santa Margherita del Belice, che ne aveva fatto richiesta. Un'iniziativa fondamentale per il presidente dell'associazione a Cuore Aperto, dottor Giovanni Ruvolo, la collaborazione fra associazioni per riuscire a fare insieme più di quello che si riesce a fare da soli. Sia come cittadino che come cardiochirurgo sono particolarmente contento di essere stato il tramite di questa donazione. Voi fate un grande lavoro, vi devo ringraziare come cittadino, perché come cittadino posso avere bisogno di sangue e quindi se non ci foste voi a volte poi uno ha un problema di sangue. Vi devo ringraziare come chirurgo, perché soprattutto in cardiochirurgia, dove a volte i litri di sangue scorrono e in un attimo si perde tanto sangue, se non ci fosse il sangue noi non potremmo operare i pazienti, e quindi vi ringrazio a nome di tantissimi pazienti che noi abbiamo operato. Devo dire che sia in Sicilia che a Roma non abbiamo avuto mai grossi problemi di sangue. Sì, è capitato qualche piccolo periodo
legata alle ferie, ma in linea di massima devo dire che le persone hanno sempre donato, ma perché dietro queste donazioni c'è un grande lavoro che voi fate in maniera precisa. Sono contento di collaborare con l'ARIS, continuare a collaborare con l'ARIS, perché sono convinto che in un momento in cui non è un momento, forse ormai in un mondo in cui la sanità pubblica è come se a volte c'è o non c'è e viene delegato tutto al volontariato. E allora noi, associazione di volontariato, dobbiamo collaborare, perché da soli non si fa niente e se ci mettiamo assieme si può fare sempre qualcosa di più rispetto a quando si è soli. E quindi per quel piccolo che noi abbiamo potuto fare, quando Francesco ha chiesto, a parte l'Aris, Croce Rossa, per me sono, come sono delle istituzioni a cui per definizione non si può dire di no, con piacere ho subito chiesto se avevano un defibrillatore a volo a Palermo e io ho cercato di farti trovare un defibrillatore. Quindi grazie a voi di avermi permesso di collaborare con voi e mi auguro che quel defibrillatore non si utilizzi mai e che invece aumentino molto ancora le donazioni. Calcio eccellenza. Dopo le dimissioni di Sonia Giordano dalla carica di presidente dell'Acragas, il patron della società biancazzurra Giuseppe Deni spegne sul nascere possibili speculazioni sull'impatto negativo del passo indietro dell'imprenditrice lombarda sul futuro della squadra. Deni ha sottolineato che la Giordano resta comunque all'interno della società, mentre lui va verso la presidenza. Vediamo. Ma la conferenza stampa viene fatta per fare un poco di chiarezza sulla vicenda delle dimissioni del presidente Sonia Giordano. Abbiamo spiegato con questa conferenza stampa che le dimissioni non è un fatto traumatico, ma è una scelta di un soggetto fisico che sta facendo cose importanti all'estero e che non sarà presente spesso ad Agrigento, ma abbiamo anche ribadito che il presidente che si dimette non significa che va fuori dall'Acragas, perché rimane socia a tutti gli effetti, per cui è parte integrante e importante di questa società. Sarà lei il nuovo presidente dell'Acragas? Diciamo che gli orientamenti sono questi e ora formalizzeremo un consiglio di amministrazione, ma ritengo di sì, perché gli orientamenti già espressi mi portano a questa considerazione. L'Acragas rilancia il progetto? Assolutamente sì, l'Acragas si rilancia sia dal punto di vista strutturale e organizzativo e sia anche dal punto di vista calcistico, con quello che stiamo facendo sul mercato. Il punto sul mercato dell'Acragas? Abbiamo individuato due punti, chiamiamolo così, dove vogliamo alzare l'asticella della qualità e ci stiamo muovendo in tal senso. 2 giocatori già sono arrivati ad Agrigento e li vedremo alla prova del campo e qualche altro arriverà in settimana, però l'obiettivo è quello di non fare campagna acquisti tanto per farla, ma fare campagna acquisti per alzare l'asticella della qualità della squadra. Ci saranno nuovi ingressi societari? Ma questo vedremo, ci sono tante richieste, li valuteremo, perché gli ingressi che faremo fare devono essere gente che ama l'Acragas e che siano persone serie e per bene. Quale ruolo potrebbe avere in futuro Sonia Giordano? Ma noi gli proporremo di avere il ruolo che a livello di attitudini è quello congeniale, cioè la Giordano è un'ottima imprenditrice, gli proporremo di curare i grandi eventi che creerà l'Acragas. Nel campionato di basket di Serie B maschile la Fortitudo Agrigento ha conquistato l'11ª vittoria consecutiva, vincendo in trasferta contro la Virtus Cassino. Giovedì prossimo, 20 gennaio, la Fortitudo gioca in casa al Palamoncada a Porto Empedocle alle ore 20:30 contro Bisceglie. Si tratta dello scontro al vertice della classifica, già rinviato causa Covid. Dopo Bisceglie al Palamoncada è attesa Molfetta.
La SEAP dall'Icardillo Aragona perde 3-0 sul campo della Futura Volley Giovani Bustarsizio, una delle formazioni più forti del girone A della Serie A2, costruita per provare a centrare il salto di categoria. La squadra di coach Stefano Micoli lotta caparbiamente soprattutto nei primi 2 set, ma alla fine deve arrendersi alla corazzata lombarda. Il match era valido per la 4ª giornata di ritorno e si è disputato in provincia di Varese. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.